Apriamo la Bibbia, un passo molto conosciuto. Andiamo a leggere Isaia, capitolo 43. Isaia, capitolo 43, dal primo verso. Alleluia. Isaia 43 dal primo verso fino al verso 13. Amen. Chiedo di alzarvi in piedi, grazie. Vogliamo onorare il Signore, la parola di Dio. Dio sia lodato. Amen. Amen. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da oriente e ti raccoglierò da occidente. Dirò al settentrione da e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dalle estremità della terra. Tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi. Si adurino tutte assieme le nazioni, si riuniscano i popoli. Chi tra di loro può annunziare queste cose e farci udire delle predizioni antiche? Procurino i loro testimoni e stabiliscano il loro diritto, affinché dopo averli uditi si dica: è vero, i miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi è il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore, io sono Dio. Da che fu il giorno, io sono. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Amen. Amen. Vogliate accomodarvi? Gloria al Signore. Voglio iniziare dalla fine. Abbiamo letto, io opererò. È Dio che parla. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Pone questa domanda il Signore. E noi sappiamo la risposta. Nessuno può impedire l'opera di Dio. È vero? Se Dio apre, nessuno può chiudere. Se Dio chiude, nessuno può aprire. È vero? Una cosa è certa, Dio è all'opera. Ancora oggi nella tua vita Dio è all'opera. Forse mi dirai, ma io ho tante sofferenze, come fa il Signore a operare nella mia vita proprio per queste tue sofferenze? Dio sta operando. Sta mantenendo viva la tua fede. È vero? Anche se devi aspettare forse la guarigione, il miracolo, non lo so, ma una cosa è certa, so che Dio
vuole che tu non ti perda, perché ti ama e ci incoraggia. Dopo varie sofferenze, il popolo di Israele finalmente riceve una parola che consola il cuore. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Amen? Alleluia. Qui il Signore dice che Lui è il Signore, Dio è il Signore, Dio è il Creatore. Dio è colui che ci ha formati. Amen? E chiama il suo popolo con due nomi che Lui stesso ha dato. Israele. E poi lo chiama anche Giacobbe. Perché Israele, prima di divenire Israele, era Giacobbe. E noi non possiamo dimenticare da dove veniamo. È vero? Eravamo anche noi nel fango, nel peccato, lontani da Dio. E sempre Isaia dice: noi eravamo smarriti come pecore, senza pastore. Ognuno seguiva la propria via, ma Dio ha voluto chiamarci, adunarci, formando un solo popolo. Gloria a Dio. E Dio parla al suo popolo e parla a noi questa mattina. E Dio sa quanto abbiamo bisogno della sua parola, vero? Alleluia. Non temere. Non temere, non avere paura. Stai sereno, non temere. Perché io ti ho riscattato. Ti ho comprato, riscattato, vuol dire che ho pagato per averti. E qual è il prezzo che Dio ha pagato per averci? Il sangue del suo figlio Gesù. Il sangue di Cristo è il prezzo che Dio ha pagato per averci. E noi siamo suoi. Amen. Alleluia. Io ti ho riscattato, non temere. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Che bello. Ti ho chiamato per nome. Vi è capitato sentirvi chiamare: ehi tu, vieni qua, tu. Non c'è rispetto così. Ma io ti ho chiamato per nome. Vuol dire ti ho sempre rispettato. Amen. Dio ci chiama per nome. Marco, vieni, parlo a te. Amen. Alleluia. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Alleluia. Tu appartieni a Dio. Alleluia. Quando dovrai attraversare le acque, non sarai solo. Io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. E quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato. E la fiamma non ti consumerà. Cosa vogliono dire questi versi? Credo che lo comprendiamo in fondo al nostro cuore, vero? In questa vita ci sono tante difficoltà e a volte si attraversano le grandi acque. Però abbiamo una promessa da parte di Dio. Non saremo soli. Lui attraverserà queste grandi acque con noi. Amen. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. A volte è necessario attraversare dei fiumi. Non possiamo farne a meno. Ma dopo averli superati, possiamo dire grazie Signore.
E mentre le stiamo attraversando questi fiumi, già possiamo ringraziare il Signore, perché vediamo che il livello non sale e rimane sempre basso. Gloria a Dio. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato. A volte certe prove, certe difficoltà sono come il fuoco. Ma gloria a Dio, nessuna prova e nessuna difficoltà può impedire alla grazia di Dio, alla sua presenza, ai suoi angeli e a tutto l'esercito di Dio di prendere le nostre difese. Amen. Alleluia. E tutto questo ti accadrà perché? Perché io sono il Signore, il tuo Dio. Tante volte il Signore ripete con queste frasi chi Lui è per il suo popolo. Ci rassicura il Signore, è vero? Stai sereno, non ti preoccupare. Io sono con te, io sono il tuo Dio, sono l'Onnipotente. Non temere, stai sereno. Sono il Santo di Israele e sono il tuo Salvatore. Il Salvatore è colui che salva, ci salva. Amen? Amen. Alleluia. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Tu dovevi perire, ma io ti salvo, perché sei il mio popolo. Do altri al tuo posto, quelli che mi hanno rifiutato. L'Egitto, sinonimo di peccato. L'Egitto è figura del mondo che vive nel peccato. L'Etiopia, Seba, perché hanno rifiutato Dio. Tu sei prezioso invece ai miei occhi. Sei stimato e io ti amo. Amen. Sei prezioso agli occhi di Dio. Sei importante. Amen. Non ti sentire inutile, perché non lo sei. Sei prezioso per Dio. Amen. Gli altri ti vedranno e ti scarteranno, ti giudicheranno, ti diranno che non sei degno o degna di stare con loro, ma l'importante è che Dio ti rende degno di stare nel suo popolo. Amen. Perché sei prezioso. Ognuno di noi è prezioso agli occhi di Dio. E Dio ci ripete ancora, io ti amo. Ci ama così come siamo, con tutti i nostri difetti. Ne avete difetti? Amen. Io anche. Dio ci ama. Se solo riuscissimo a comprendere veramente quanto è grande l'amore di Dio verso di noi. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, ancora, perché io sono con te. Alleluia. È desiderio di Dio radunare il suo popolo. Ricondurrò la tua discendenza da oriente, ti raccoglierò da occidente. Il popolo di Israele era sparso. C'è stato un momento storico nel quale il popolo di Israele, gli ebrei, erano sparsi in tutto il mondo. Ma Dio vuole raccogliere il suo popolo. Ama raccogliere il suo popolo. E la storia poi ci ha dimostrato. E poi Israele è diventata una nazione, tutti gli ebrei che erano sparsi sono confluiti in quella che era la terra promessa da Dio.
E ancora oggi Israele è una nazione. Gloria a Dio. Parlavamo, credo ieri sera, con dei fratelli sugli ebrei, e dicevamo questo: ovunque sono andati gli ebrei hanno sempre prosperato. Tutto quello che toccavano diventava oro. Abili commercianti, imprenditori capacissimi, tanto da spaventare le nazioni lì dove si trovavano. In Egitto erano entrati con Giuseppe, favoriti del fatto che Giuseppe era anche ebreo, era il secondo dopo Faraone, sappiamo la storia, no? Ha fatto in modo che il popolo di Giacobbe, Israele, potesse stare al sicuro e vivere in Egitto. Poi morì Giuseppe, morirono i suoi figli, passarono gli anni, secoli, e gli egiziani si accorsero: ma questi ebrei stanno diventando più di noi egiziani, fermiamoli, facciamoli schiavi, togliamo loro ogni diritto. E sono diventati schiavi. Gridavano a Dio. È venuto il momento che Dio ha mandato loro un liberatore, Mosè, figura di Cristo. Noi che eravamo nel peccato, nell'Egitto, Dio ha avuto misericordia e ci ha mandato il liberatore per eccellenza, il suo figliolo Gesù. Amen. Gloria al Signore. E poi nel corso della storia, ovunque sono andati, hanno sempre prosperato. Così prima della seconda guerra mondiale, dalla Russia, è iniziata una grande persecuzione verso gli ebrei, che anche lì prosperavano. Con gli zar, non c'era ancora la rivoluzione russa, poi è accaduta la rivoluzione russa. Gli ebrei hanno sempre prosperato, perché è il popolo di Dio. E anche se non hanno riconosciuto Gesù come il figlio di Dio, rimangono il popolo di Dio. E noi siamo quelli che nella parola di Dio vengono chiamati i gentili, i pagani. Noi siamo l'innesto, quel popolo che non era ebreo ma è diventato il popolo di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amen? E anche noi siamo il popolo di Dio come gli ebrei. Alleluia. E come popolo di Dio dobbiamo non temere nulla. Anche se la storia ha dimostrato che tutti si sono scagliati contro gli ebrei e negli ultimi tempi avverrà che tutto il mondo sarà contro la nazione degli ebrei, il popolo di Dio prevarrà sempre, perché nulla e nessuno potrà mai distruggere ciò che Dio ha stabilito di far nascere. Amen? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. I miei testimoni siete voi, abbiamo letto. Noi siamo testimoni di chi è Dio. Amen. Testimoni di Dio, della grazia di Dio. Testimoni sono quelli che raccontano la verità, perché il mondo è lontano dalla verità e ha bisogno di conoscere la verità. Amen? Amen. La verità è l'unica che salva. Cos'è verità? Io sono la via, la vita e la verità, dice Gesù. E nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Amen? E dà al suo popolo una grande responsabilità. I miei testimoni siete voi. Alleluia. Sentiamo questa responsabilità. Testimoniare di Cristo, testimoniare della verità. Amen. Amen. Alleluia. Ma in questo lavoro di testimonianza noi non siamo soli, perché abbiamo letto
da che fu il giorno io sono, nessuno può liberare dalla mia mano, io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? In questo lavoro di testimonianza noi non siamo soli, perché mentre parli di Cristo, lo Spirito Santo interverrà nel cuore di chi ti sta ascoltando. Amen. E chi ti sta ascoltando sarà chiamato a fare una scelta. Non basta parlare per salvare. Occorre che chi ascolta faccia una scelta. Dio chiama ad una scelta. Mi accetti o non mi accetti? Questa è la strada che vuole condurti a salvezza e a vita eterna. Accetti di percorrere questa strada? Quando si ascolta la parola di Dio si viene sempre chiamati ad una scelta. Amen. Dio vuole salvare tutti. Amen. È scritto all'epistola di Pietro, Dio vuole salvare tutti gli uomini. Amen. Se ritarda l'adempimento del suo ritorno, della sua promessa, è perché vuole che tutti gli uomini siano salvati. Perché quando il Signore ritornerà non ci sarà più margine di attesa. Veramente tutto è stato compiuto. Amen. Quindi prima del ritorno di Gesù dobbiamo parlare a quanti più possiamo che c'è una via di salvezza eterna. Questa via si chiama Gesù. Non c'è nessun altro che può salvare. Amen. E possiamo sicuramente dire, il Signore vuole operare nella tua vita, lascialo operare. Perché come abbiamo letto, io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Nessuno può impedire l'opera di Dio. Se tu scegli per Gesù, nessuno potrà impedire la salvezza che entra nella tua vita. Siamo solo noi artefici di quello che vogliamo. Vogliamo l'eternità, la pace, la vita eterna in Cristo Gesù per l'eternità nel suo regno, o vogliamo per l'eternità dolore e sofferenza in un altro luogo? Noi abbiamo fatto la scelta giusta, vero? Amen. Alleluia! Vogliamo pregare il Signore che altri possano fare la scelta giusta. Amen? Sapendo che in questo percorso di vita ci saranno problemi, difficoltà, dovremo attraversare il fuoco, le grandi acque, ma non temere, dice il Signore. Non temere, io sono con te, sarò con te, io ti libererò. Non sarai solo ad affrontare queste difficoltà, però dice anche i miei testimoni siete voi. E ti dice anche io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Amen? Gloria a Dio. Vogliamo andare avanti servendo il Signore. Alleluia. Nel cielo un giorno cesseranno le sofferenze. Nel cielo un giorno non ci sarà più pianto, né dolore, né sofferenza, né mancanze. Ci sarà una pace eterna e meravigliosa, che già gustiamo un po', è un anticipo. Quando siamo alla sua presenza, quando la Chiesa lo adora, lo invoca, ci sentiamo come, in un certo senso, nel cielo, vero? Ma è solo un anticipo di quello che sarà per l'eternità. Gloria a Dio, non temere. Amen? Amen. Sei prezioso ai miei occhi, io ti amo. Proviamo a alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia.